Ecco, ci troviamo quel che era un tempo il teatro di guerra, fronte Piave. Qui era sede austro-ungarica. Praticamente dopo la ritirata dei nostri dal Cadore passavano di là del Piave, veniva fatto saltare il ponte Priula e qui si arroccavano con i camion e attrezzature varie gli austro-ungarici. E proprio questa tragedia che è successa qui a Villa Iacur, in pratica i camion austriaci passano sulla provinciale, noi dall'altra parte, dalla cima del Montello, praticamente vediamo questo via vai di mezzi e quant'altro, e partono le prime cannonate. La cannonata naturalmente non sono precise, e una cannonata, la bomba cade proprio qui nel cortile di Villa Iacur, dove c'era appunto la famiglia Titonel che viveva appunto qui, e vengono dilaniati, uccisi 5 bambini. 2 bambini erano miei zii, mia mamma è rimasta ferita e 3 erano cugini in pratica. E questa bomba li ha uccisi non subito, 2 zii morti subito, invece le cugine hanno vissuto fino al giorno dopo. E mia mamma, mia nonna è partita subito con la bambina, era andata a Colalto, c'era il medico, non l'ha trovato e allora i suoi cognati l'hanno portata a Soligo. E a Soligo, che all'ospedale c'erano i medici austriaci, e l'hanno curata e le hanno salvato il braccio. Spendeva un franco, si diceva così, a ogni medicazione, doveva darlo alla suora, non ai tedeschi, sia agli austriaci. Era la suora che pretendeva questo franco, ma comunque ha speso 300 franchi, volentieri, perché ha salvato il braccio, era rimasta lei e la sua bambina solo, perché mio nonno era anche richiamato in guerra, come tra l'altro, e non aveva nessun altro. Abbiamo avuto l'onore nel 2002 che Pasqua è venuta qui a inaugurare la targa, anche con Cirillo, un'altra tragedia successa a Moriago della battaglia che vedremo più avanti. Queste sono le vicende che non vengono mai raccontate dai civili, purtroppo, perché si parla tanto dei soldati, comandanti, medaglie e quant'altro, i civili sono sempre stati dimenticati. Noi, grazie a uno scultore locale qua, Pietro Strefan, abbiamo raccontato con quel bassorilievo cosa è successo qui quel giorno.